Governatore è formalmente solo da poche ore e già in testa alla classifica di gradimento dei presidenti di regione. Alberto Stefani, neo presidente del Veneto, eredita anche questo dal suo predecessore Luca Zaia, sul gradino più alto del podio anche quando era ormai in scadenza di mandato. È il medesimo sondaggio realizzato da Affari Italiani a sancirlo. Stefani, bandiera del centrodestra, gradito dal 63,1% dei cittadini e seguito da altri due leghisti, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e quello della Lombardia Attilio Fontana. Solo al quarto posto il primo rappresentante del centro-sinistra, il neoeletto presidente della Puglia Antonio De Caro. Dai cittadini una conferma ma anche un atto di fiducia nei confronti di Stefani, il più giovane presidente di regione d'Italia che ha già iniziato a compiere i primi passi. Abbiamo effettuato degli incontri anche con altri presidenti di regione, su questo mi sono mosso per quanto riguarda la Val d'Astico Nord con il presidente Fugatti. Siamo al lavoro per la giunta, che sarà una giunta di qualità e che deve dare risposte ai cittadini con grande senso di responsabilità. La prima seduta di consiglio regionale si svolgerà quasi certamente il 16 dicembre. Martedì Stefani sarà a Roma, ma solo per chiudere l'esperienza da deputato. Io vado a Roma per ovviamente concludere la mia esperienza parlamentare, adesso mi concentro a tempo pieno nell'esperienza di ovviamente Presidente della Regione. Non è previsto un confronto con la Premier Giorgia Meloni, sottolinea la composizione della giunta per la quale rimangono 8 giorni di tempo avverrà per i canali consueti. Non c'è nessun incontro con Giorgia Meloni programmato, anche perché le segreterie di partito sono altre e quindi si va ovviamente a definire una squadra con chi poi materialmente ha quell'incarico da parte del partito e ovviamente la scelta spetta soprattutto al Presidente che cercherò di individuare delle figure di maggiore qualità. Massimo coinvolgimento di eletti e rappresentanti politici del centrodestra, nessuno, conclude, deve sentirsi tagliato fuori. Io credo che ciascuno possa ambire ad avere un determinato ruolo in base alla propria esperienza professionale, formativa, politica e quindi poter portare nell'amministrazione regionale il bagaglio che ha ovviamente conseguito nel corso degli anni.